A Venezia il culto della persona non era ammesso e dunque nessun doge poteva avere una statua al centro dei campi, ma la ritrattistica era assolutamente ammessa. Nella sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale si mostrano ancora i ritratti dei primi 76 principi e più in generale nelle raffigurazioni pubbliche la presenza di singoli nobili, uomini o donne illustri, è molto frequente. All'inizio del Cinquecento avvenne poi una piccola rivoluzione grazie a Giovanni Bellini, che nel ritrarre il doge Leonardo Loredan ne dipinse le fattezze con una visione frontale, riservata fino a quel momento a santi e divinità invece che di profilo. Laddove c'è un ritratto c'è bisogno di una cornice e la corporazione dei marangoni, i falegnami, prevedeva addirittura un'intera categoria di maestri specializzati nella realizzazione di cornici, i marangoni da Soasa, così come è chiamata la cornice in veneziano. Nel 1773 esistevano ben 36 botteghe di marangoni da Soasa, con 94 capimastri, 124 lavoranti e 24 garzoni. Ancora nel Settecento, assieme all'affinamento della cornice come complemento di un'opera, a Venezia si assistette anche a una sorta di rivoluzione nell'ambito del ritratto. Fu quando Rosalba Carriera, una pittrice veneziana, la prima donna a entrare in ogni accademia d'Europa, inventò il ritratto su avorio.